perché se effettivamente fossimo organizzati e sfruttare il terreno che abbiamo, sfruttarlo come che si dovrebbe, come che diciamo il terreno potrebbe permetterne, che ne sarebbe, diciamo, secondo me in Italia che sarebbe un quarto, che sarebbe un 30% di produzione in più di tutto, bastaria saperlo sfruttare, solo quello. Di conseguenza penso che non servirebbe andare a importare dall'estero e dare i soldi a che altri quando potremmo rangiarsi su tante robette. Sempre parlo del fattore alimentare, che se la materia prima sono qua viva. Piccolo esempio, che se una cooperativa che paga la nostra cooperativa del latte, che paga il latte a 4,70, quale cooperativa si? 7 comuni, e adesso si trova un periodo in crisi, no? Manca latte, cioè che se latte, poco latte che se. Cioè diciamo alla richiesta del formaggio non usa il latte a sufficienza, insomma. E così so chi parlava, lo compra in Germania. Chi parlava di comprarlo, però a un certo momento dice perché che mandare a comprarlo a 650 lire? Preferimo perdere dei clienti, insomma. Vale se è giusto, se perché non ad aumentare il latte qua in Italia, oppure che ne so, queste cooperative, riuscire a diciamo, aumentiamo 50 lire il latte, garantito che insomma a un certo momento te invogli un fiottino di più che il poro cane contadino, a dire ma sì, teniamo una vaca in più, 2 vacche in più, così vedo che ho un reddito anche superiore, no? No, bisogna bloccarsi, importare il latte se è necessario, o se no non pagare lo stesso il latte. Cioè se insomma c'è problemi anche questi perché diciamo un paradosso, questi sono problemi perché un giovane che vuole stare sulla terra dice che prospettive c'è che ho, chi mi dice no preferisco andare a comprare all'estero oppure adesso non vede come si dice l'incentivo per abbattere i capi da latte. Questo è tutto un controsenso qua in Italia, i primi dei soldi per i vedei, cioè fin in primavera insomma gli dava, adesso non mi ricordo perché adesso comunque sui 40.000 lire a capo insomma per vitello, quello che praticamente che ti tieni sta entro per 6 mesi. E adesso cosa fai? Se devi approvare una legge, no, se già sta approvata, gli dà 1.150.000 a capo, diciamo capo lattifero, cioè quello che produce latte, e abbattendo, di conseguenza non consegnando più latte, insomma. Nell'azienda, adesso non so precisamente, per un 3 anni non ti dovresti più consegnare latte, quindi eliminare completamente le vacche. E ora, uno che dice mi faccio questa scelta, ma che dice tutte queste leggi qua, prima ti dà soldi per impiantare vide, dopo ti dà soldi per cavalli, prima ti dà soldi per i vedei, dopo ti dà soldi per occupare vacche. E insomma, diciamo che andiamo avanti con tutti i controsensi. E ora che soddisfazione c'è?